Se ti fermi un attimo, ti racconto la storia di Sant'Antioco e del suo brutale martirio. La prendiamo da Francesco Fara, il padre della storia sarda. È lui che ci racconta chi era davvero Antioco. Antioco non nasce in Sardegna. È un nobile medico africano, mauritano. Sotto l'imperatore Adriano viene arrestato perché rifiuta di rinnegare Cristo. Lo gettano in una caldaia di olio, pece e resina bollente. Lui si segna con la croce, invoca Dio ed esce vivo, illeso. Allora lo danno in pasto a un orso, a un leone, a un pardo. Antioco prega e le belve si ammansiscono, non lo toccano. Il potere decide di farlo sparire. Lo deportano in Sardegna, in un'isola deserta che Fara chiama Sulcitana. È l'isola che oggi porta il suo nome, l'isola di Sant'Antioco. Lì vive in una grande grotta, tra digiuni e preghiere, e gli ammalati di tutta la Sardegna iniziano a raggiungerlo. Lui li cura, portandoli alla fede. Questa nuova fama dà fastidio anche in Sardegna. Per ordine del preside viene arrestato di nuovo. È il momento finale. Antioco prega, davanti ai soldati e a chi lo circonda. Ed è qui che succede il dettaglio più potente del racconto di Fara. Mentre Antioco prega, si ode una voce dal cielo. Non è una suggestione interiore, non è una frase messa lì per fare scena. Fara dice che quella voce viene sentita da tutti e che tutti ne restano stupiti. I soldati, gli astanti, chiunque è lì presente ascolta qualcosa che non viene da terra, ma dall'alto. Subito dopo quella voce, Antioco migra al cielo. Muore lì, davanti a loro, come se la sua partenza fosse stata annunciata dall'alto e sigillata da quel segno. Il suo corpo resta in quell'isola. Su quell'isola viene innalzato un grande tempio sotto il suo nome e i sardi cominciano a venerarlo lì, in massa. L'isola di Sulci diventa l'isola di Sant'Antioco, santuario e memoria vivente del quel medico africano che il fuoco non ha bruciato, le belve non hanno sbranato e che, alla fine, se n'è andato solo quando il cielo ha parlato davanti ai soldati. E ti dico una cosa, quella scena dei barbaricini che vedono l'angelo a cavallo con la spada e la croce di luce sopra la testa di Efisio non è un caso isolato. Negli stessi testi vediamo la stessa firma, come San Potito in catene, a cui appare un angelo in cella e gli spezza i ferri. Dietro questi avvenimenti, per come ci vengono trasmessi, c'è l'idea di un intervento non umano, reale, visto e sentito dai presenti. Nel prossimo video prendiamo questi racconti e vediamo come questo schema si ripete. Grazie a tutti e al prossimo video.